Ingegnere Dino Barone, l'associazione Il Cerchio compie oggi 30 anni, un breve bilancio dell'attività. Sì, era il 24 di aprile, mattina, ore 11, appuntamento per tutti i soci fondatori, tuttora quasi tutti viventi, manca solo la grande Maria Giovanna Cassaro, che purtroppo è scomparsa in maniera immatura rispetto ai tempi della vita di un uomo, ed è stato un pilastro della nostra associazione relativamente al teatro e alle attività culturali. Siamo andati quindi dal notaio comparato in via Gioeni, dove avevamo l'appuntamento con i documenti già pronti, cioè l'atto costitutivo che avevamo preparato in quei mesi antecedenti e lo statuto. Bastavano questi e la dottoressa ha fatto immediatamente il notaio comparato la lettura e poi abbiamo sottoposto le firme per la registrazione di questo associazione culturale Il Cerchio. Il centro studi, il nome è questo, centro studi e organizzazione per i beni culturali, lo sport, il turismo, lo spettacolo e la solidarietà sociale. Quindi abbiamo 5 ambiti e per giunta nel territorio della provincia di Agrigento, perché si muove a livello provinciale, abbiamo i 7 distretti, tra cui l'ultimo era Lampedusa, non l'ultimo nel senso di recente, ma che funzionava pure Lampedusa e funziona ancora. Progetti per il futuro, Ecco, ingegnere. progetti per il futuro ci sono. Quello relativo al fatto che, essendo l'associazione del Cerchio, per decreto del Presidente della Regione, soggetto attuatore e gestore del parco letterario, noi abbiamo sostenuto il progetto subito, fin dall'inizio nel 2022, il progetto Agrigento Capitale, che è stato approvato nel 2023 con decreto del Presidente del Consiglio, dei Ministri, la signora egregia Meloni, e poi abbiamo avuto che cosa a seguito di questo decreto? Abbiamo avuto le vicende e il fatto che il 24 luglio dell'anno scorso, del 2023, il signor sindaco di Agrigento ha stipulato con l'assessorato ai beni culturali per fare spendere e stanziare i 5 milioni che aveva predisposto il presidente determinate azioni, fra cui quella che diciamo incedeva su di noi, sul parco letterario, come Agrigento Città Teatro. E ora abbiamo fatto in questi giorni il sollecito dell'acconto di questi 8.000 euro per avviare queste attività che tutti ci richiedono da tutte le parti d'Italia e anche d'Europa. Scrivono i dirigenti scolastici che vogliono partecipare ai viaggi sentimentali programmati, che abbiamo anche fatto attraverso una conferenza giornalistica. E ora abbiamo scritto alla dottoressa Cucinotta e sta facendo un mese, e attenzione perché se scade un mese poi diventa qualcosa di pesante per lei e per tutta l'organizzazione e la fondazione. Noi siamo sicuri che la dottoressa Cucinotta entro il giorno 2 dovrebbe stanziare questo acconto, perché basta l'acconto e noi partiamo, e quindi subito a maggio si avviano le azioni che già avevamo programmato per fare venire migliaia di studenti fino al 31 dicembre del 2025.